In Italia la disoccupazione giovanile ha raggiunto il 37%, è chiaramente un dato che spaventa. Scuola e imprese si incontrano per trovare soluzioni. A Mestre un'iniziativa di Confindustria. Milva Andriolli e Claudio De Zan. Federico, che cosa ti è piaciuto di questo incontro questa mattina? Mi è piaciuto molto cioè come hanno spiegato come i giovani si possono integrare nella nuova società delle aziende con la tecnologia nuova che si sviluppa. 17 anni è la maturità ancora da conquistare, ma questi ragazzi delle terze e quarte di alcuni licei di Mestre si sono trovati proiettati nel mondo del lavoro, quello raccontato dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria, che tifano per lo sviluppo delle nuove tecnologie legate al piano Industria 4.0. Cominciare a vedere il mondo del digitale da utenti come sono nati loro, di propulsione naturale, e incominciare a diventarlo una mansione, cioè quindi concepirla come il prossimo loro lavoro. Fra le proposte l'Istituto Tecnico Superiore è un biennio formativo post-qualifica dove fanno la loro parte insieme scuola, aziende, università. È quella di dare tecnici pronti e preparati al mondo del lavoro, che devono riuscire ad entrare direttamente in azienda sapendo già cosa fare. Quindi non con una preparazione legata all'istruzione, ma con una formazione specifica. Molti ragazzi non hanno ancora le idee chiare su cosa faranno da grandi, ma non sono certo tutti Alice nel Paese delle Meraviglie e sanno misurare bene la distanza tra parole e realtà. Parlare di un'innovazione che però non tutti possono essere in grado di portare avanti, soprattutto nella creazione di applicazioni e questo genere di cose qua, non è alla portata di tutte le persone.